Rizzetto, il cui figlio minore è morto anni fa in un incidente stradale. Il papà: vi prego, ridatemi le sue cose, sono il nostro ricordo. Un bambino tedesco di 5 anni in vacanza con la famiglia a Cavallino Treporti, investito da un camper in retromarcia. Il piccolo, d'urgenza in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. A pochi giorni dal furto i carabinieri hanno trovato l'uomo che aveva rubato il cellulare a Monica Poli. Si tratta di un 32enne tunisino. Clamorosa presa di posizione di alcuni maestri vetrai muranesi. Il portavoce della protesta già lavora in Francia e si dichiara pronto a chiudere tutto per trasferirsi all'estero. Meno 80-90% di produzione di vongole sul delta del Po. Le ultime stime da incubo per il flagello del granchio blu nell'incontro stamane tra i pescatori e il governatore Zaia. Bollino rosso nel veneziano, temperature record a Milano, picchi di 40 gradi. Abbiamo chiesto ai cittadini come affrontino il caldo di questi giorni. Negli ultimi 3 giorni il governo ha fermato 3 navi di organizzazioni non governative per il soccorso in mare. Lo rende noto il veneziano Caccia, pronto a tornare in mare con la nave Mare Ionio, unica ONG battente bandiera italiana. Buonasera, ben ritrovati in diretta da studio con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo allora dal caso del furto subito dalla famiglia Rizzetto. Siamo nel porto gruarese, il cui figlio minore è morto anni fa in un incidente stradale. Il papà, l'appello del papà: vi prego, ridatemi le sue cose, sono il nostro ricordo. Erano usciti per fare la spesa verso le 11:30. Dopo circa un'ora sono rientrati e hanno trovato la casa a Porto Vecchio di Portogruaro messa a soqquadro. I ladri non hanno portato via molto, ma si sono presi le monete che collezionava Marco, figlio di Susanna e Giorgio Rizzetto, morto in un incidente stradale nel maggio 2014 a 23 anni. Io non so neanche che valore abbiano, però sa, è come era un ultimo ricordo. Un dolore nel dolore per i genitori di Marco, la cui casa ricorda in ogni angolo il figlio. Riavere quelle monete a cui lui teneva molto per loro non avrebbe prezzo. Gli darei anche la mancia e starei zitto. Un dolore al dolore. Come tanti altri dolori in questi quasi 10 anni abbiamo subito, in silenzio e forse inascoltati da quasi tutti. I genitori di Marco non si danno pace, chiedono giustizia dal giorno dell'incidente che ha portato via il loro amato figlio, la cui auto è stata colpita da un'altra con a bordo un uomo e una donna. Ma Giorgio non ci vede chiaro, per questo ha scritto anche al Presidente della Repubblica. Prima che mi succedesse questo caso io avevo un po' di fiducia nella giustizia, nei magistrati. Al Presidente chiedo soltanto che si rivedano le leggi così fatte che secondo me a questo punto valgono più gli animali che i cristiani. E qui è la prova è lampante. E nel nostro caso sintetico che si potesse fare una riesumazione con RM e total body e vedere se probabilmente, come dicono loro, ci sono delle ossa, qualcosa interne che possono dire sì, che qualcuno ci dica sì, è morto sul colpo. Non dirci loro è morto sul colpo. Ora andiamo agli attimi di paura che si sono vissuti questa mattina a Cavallino Treporti, dove un bambino di 5 anni è stato investito da un camper in retromarcia. Un piccolo turista tedesco di 5 anni in vacanza a Cavallino è stato investito davanti alla sbarra d'ingresso di un campeggio di Cassavio. Un camper con targa tedesca stava attendendo di poter entrare quando, mettendosi lentamente in marcia per avanzare, non ha visto il bimbo attraversare in bicicletta e l'ha toccato, facendolo cadere a terra, ma fermandosi subito. Sul posto è giunta la Croce Verde e per i rilievi e la ricostruzione la polizia locale di Cavallino. Il piccolo, con il caschetto allacciato, è sempre rimasto cosciente seppur spaventato e non è in pericolo di vita. L'ambulanza ha chiesto poi il supporto dell'elicottero del SUEM che è atterrato nelle vicinanze poco dopo per il trasferimento in pediatria all'ospedale di Padova per tutti gli accertamenti del caso. A pochi giorni dal furto i carabinieri hanno trovato l'uomo che aveva rubato il cellulare a Monica Poli. Si tratta di un 32enne tunisino.
È stato individuato a Spinea al telefono di Monica Poli, l'attivista del gruppo Cittadini Non Distratti, famosa per le sue lotte ai borseggiatori con il suo pickpocket, derubata pochi giorni fa a Venezia. L'indagine condotta dai carabinieri di Venezia, Mestre e Spinea, ha portato all'individuazione di un 32enne tunisino, non nuovo a questi reati, che avrebbe sfilato il cellulare dalla tasca di Monica. L'uomo, che vive a Spinea, è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato. Si esclude che il fatto sia riconducibile a una ritorsione nei confronti della consigliera per la sua attività antiborseggio. Dall'inizio dell'estate i carabinieri hanno svolto serratissimi controlli sul conto di soggetti sospettati di recarsi a Venezia proprio per commettere furti a danno dei turisti. 4 persone sono state arrestate per furto, tentato o consumato, mentre 33 i denunciati per furto, rapina impropria e violazione del foglio di via da Venezia. E ora andiamo alla clamorosa presa di posizione di alcuni maestri vetrai dell'isola di Murano. Il maestro Giancarlo Signoretto, portavoce della protesta, già lavora in Francia e si dichiara pronto a chiudere tutto a Murano per trasferirsi all'estero dove la pressione fiscale è più bassa. Pronti a chiudere le loro fornaci a Murano e ad emigrare all'estero se la pressione fiscale non si abbasserà. Il maestro vetraio Giancarlo Signoretto, portavoce anche di un gruppo di colleghi, annuncia una decisione che sarebbe clamorosa, pronti a lasciare l'Italia, Murano e Venezia per emigrare all'estero, una sorta di ultima spiaggia per sopravvivere. Oggi ho fatto 2 conti, io ho un'attività e ho cercato di fare i miracoli, l'ho aperta durante il Covid, pensavo di chiudere, invece comunque ce l'ho fatta, poi sono arrivate le tasse e questo sistema qua italiano delle tasse sta distruggendo tutto quanto l'artigianato, sta distruggendo il morale delle persone e soprattutto l'entusiasmo. Vogliamo crescere assieme, beh allora Roma deve cominciare a pensare a tirare un freno uno vero, di quelli forti. Nel mirino c'è il centrismo romano, ovvero lo Stato che dal Veneto pesca sempre risorse. E se noi su 100.000 euro che prendiamo ne diamo indietro il 68%, a noi quello che ci resta dobbiamo pagare il resto delle spese, dobbiamo pagare il gas e tutte le cose che seguono. Così non si può più. Dietro l'angolo c'è sempre una scelta drastica per molti. O andiamo tutti all'estero e portiamo via la nostra Italia, perché non vi appartiene più a voi a Roma, voi pensate solo di fare cassa, ma così perderete gli artisti, gli artigiani e non ci sarà più neanche un giovane che vorrà cominciare a portare avanti questa storia millenaria. Murano è stata soffocata dal Covid, l'aumento del gas, e voi ci avete messo la pietra più pesante, quello delle tasse. Noi con le tasse non ce la facciamo più. Io sinceramente prendo la valigia e me ne vado all'estero e ho ancora tante cose da insegnare ai giovani. Ora torniamo sul tema granchio blu col presidente del Veneto Zaia, che ha incontrato stamattina sul delta del Po gli operatori del settore della coltivazione dei molluschi. I pescatori oggi chiuderanno il loro bilancio delle 52.000 tonnellate di vongole veraci, si pensi solo che quest'anno si segnerà un meno 80, meno 90% e quindi si ritrovano a pescare loro malgrado un granchio blu che vorrebbero non vedere e non solo non pescare. Produzione 2023 di vongole quasi azzerata dal granchio blu. Sul delta del Po il presidente del Veneto Luca Zaia ha incontrato gli operatori del settore della coltivazione dei molluschi alle prese con quello che è un vero e proprio flagello. È un'emergenza perché sta minando non solo l'ecosistema lagunare e fluviale, ma l'economicità di impresa di circa 3.000 imprese. Da maggio a giugno abbiamo avuto un'esplosione della presenza di questo crostaceo che sta annullando tutte le biocenosi lagunari e fluviali, con il rischio che a fine anno non vi siano più le vongole veraci nei piatti, ma purtroppo solo questo crostaceo. Ci tenevamo che l'istituzione, in questo caso la più alta istituzione della Regione Veneto, venisse in quella che è la seconda marina più importante del Veneto, qui a Porto Pila. Alle nostre spalle ci sono ormeggiati una 60 di pescherecci di altura e questo porto ne movimenta un centinaio. Stiamo parlando di un valore che è attorno ai 40 milioni di euro. Fondamentale dunque lo stato di emergenza che si attende che il governo proclami. Se riusciamo ad avere la dichiarazione dello stato di emergenza, che è esattamente quella che ha chiesto il Veneto l'8 di agosto, noi possiamo avere tutta una serie di misure per gli imbarcati, gli ammortizzatori sociali, aiuti, deroga nei pagamenti e cercare di fare questa azione di accompagnamento finché la situazione torna
ristabilizzarsi. Certo è che siamo molto preoccupati. Perdita economica ma anche identitaria, dice Zaia davanti agli operatori. Cosa potrebbe essere il Veneto senza la produzione di vongole e cozze, la produzione di quello che è la piccola pesca, insomma tutto quello che si fa? Sarebbe un altro Veneto. Allora questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti. Per i consiglieri regionali del Partito Democratico, Jonathan Montanariello e Vanessa Camani, chiedere lo stato di emergenza o puntare sulla commercializzazione del granchio blu non basta. Zaia, dicono, protagonista di show e buttad facili, non sta facendo abbastanza. Occorre un'azione immediata della regione per ristori e opere di mitigazione. Veniamo al gran caldo, da oggi bollino rosso nel veneziano con temperature record a Milano, picchi di 40 gradi. Come lo combatte lei questo caldo? Beh, diciamo che mi muovo poco, molto meno del solito. Aria condizionata a casa? No, non ce l'ho, perché ho una casa molto fresca e l'aria condizionata mi fa male ai cervicali. Io in questo momento sto trascorrendo il mese di agosto in collina, quindi sono qui solo rientrata per fare un po' di commissioni. E come l'ha trovato il clima della città? È un po' afosetto, però no, dai, diciamo che è ancora sopportabile. Insomma, le ore centrali, come sempre, bisogna stare attenti. All'aria condizionata lei a casa? Sì, adesso non mi muovo più. Il caldo è come una malattia quest'anno. C'è stato il Covid, adesso c'è il caldo, una certa età lo si soffre molto. Pericoloso, dice. Come una malattia. Per ripararmi però, adesso vado dentro dove c'è la climatizzazione. Come si affronta questo caldo? Come si affronta? Stando a casa, se fossimo più intelligenti, ma visto che non lo siamo, usciamo lo stesso. Vedo che lei ha il cappellino. Il cappellino sì, aiuta molto il cappellino. Senza cappellino è un po' più pericoloso. Lei è abbronzatissimo. Sono stato al mare. Al sole quindi? Ma c'è l'aria, c'è la brezza marina. Voi siete riparati all'ombra qui di un bar? In particolar modo, oppure in pasticceria c'è l'aria condizionata anche dentro, ma è piacevole a volte stare anche fuori. Si sente meno la diversificazione dall'aria fredda al caldo. Se dura relativamente poco, lo sopportiamo. Come ci si protegge da questo caldo? Bevendo ombre. E ombre è l'unica roba che risolve il problema. Il caldo è sempre stato, non è la prima volta. Solo che altri non che erimo. Ricordo che si diceva una volta strade bianche, non perché non fossero asfaltate, perché il sole da quanto era forte le bruciava e la terra diventava bianca. Negli ultimi 3 giorni il governo ha fermato, in virtù del decreto Piantedosi, 3 navi di organizzazioni non governative per il soccorso in mare. Lo rende noto il veneziano Beppe Caccia, pronto lui stesso a tornare in mare con la Mare Ionio. Dal porto di Trapani è il veneziano Beppe Caccia, capo missione di Mediterranea Saving Humans, a suonare la carica sull'importanza di proseguire più che mai nei soccorsi in mare nel Mediterraneo centrale per aiutare i migranti. Siamo nel porto di Trapani a bordo della nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans, dove ieri è iniziata un'ispezione della Capitaneria di Porto che dovrebbe concludersi con il rilascio dei certificati necessari a riprendere il mare, a tornare a navigare in missione nel Mediterraneo. In mare ci sono numerose partenze, centinaia di vite in pericolo a bordo di fragili e precarie imbarcazioni. Dall'Italia, dice Caccia, in queste ore sono state già bloccate 3 navi umanitarie. Nelle ultime 72 ore ben 3 navi della flotta civile, 3 navi da soccorso non governative che sono l'Aurora di Sea-Watch, la nave Open Arms dell'omonima organizzazione spagnola e poche ore fa è arrivata la notizia del fermo amministrativo di CI 4. Nel mirino c'è sempre il decreto Piantedosi. La loro unica colpa sarebbe quella di aver soccorso vite umane, donne, uomini, bambini in pericolo, violando il decreto del ministro degli interni. A pagare il prezzo di questa insensata campagna ideologica del governo saranno purtroppo ancora una volta le persone in pericolo in mare.
Ora ci fermiamo per qualche istante, a tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo da Martellago, dove sono stati abbattuti questa mattina 2 pini, i primi dei 6 che verranno rimossi per la sistemazione del marciapiede di via Olmo, con i cittadini che protestano. Come mai sta lanciando queste rose? Sto lanciando queste rose come il funerale a questi meravigliosi alberi che erano perfettamente in vita, avevano 60 anni e hanno deciso di tagliarli. Non tagliate il nostro futuro, è questo l'ultimo appello di cittadini e associazioni di Martellago per salvare i pini di via Olmo. Una protesta che però non ha fermato le motoseghe degli operatori, abbattuti 2 alberi, i primi dei 6 che verranno rimossi per la sistemazione del marciapiede. Un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche del comune, in collaborazione con la Regione Veneto, come ricorda il sindaco Saccarola, approvato 2 anni fa e già presente nel masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico a firma dell'ex giunta Barbiero. Ma per i cittadini di Martellago l'abbattimento non è un'opzione. Oggi disponiamo di tecniche arboricoltura sufficientemente collaudate e sperimentate per porre rimedio ai danni eventualmente causati dalle radici degli alberi in generale. In questo caso poi dei 6 pini che stanno tagliando nessuno sta causando e ha causato danni significativi né ai marciapiedi né alle strade. Danni invece che il sindaco di Martellago riporta in una lunga lista, dai dossi causati dalle radici lungo la strada statale riasfaltata solo 2 anni fa, al pericolo creato in prossimità delle fermate dell'autobus e lungo il marciapiede a tratti spaccato di via Olmo. Un progetto di abbattimento che vedrà al tempo stesso la piantumazione di 18 frassini in tutta l'area coinvolta, ma i cittadini non si fermano. Sicuramente faremo ricorso alla magistratura contabile e alla Corte dei Conti, in quanto l'abbattimento non è conforme al regolamento comunale per la salvaguardia delle alberature stradali. Il mondo della palla ovale piange l'improvvisa scomparsa di Alessandro Gerardi, 61 anni, attuale coach dei ragazzi dell'Under 16 del rugby Feltre, ma che nel corso della sua lunga carriera aveva allenato in diversi club d'Europa, Francia e Inghilterra, in provincia di Treviso, a Mogliano e al Tarvisium. Gerardi si è accasciato dopo una seduta di allenamento lunedì sera al campo sportivo di Segusino, dove la formazione del Feltre si allenava grazie a un accordo di collaborazione con gli amici della palla ovale di Valdobbiadene e Segusino. Malgrado i tentativi di rianimazione eseguiti dai sanitari del SUEM, coach Gerardi non è riuscito a superare la crisi. Originario di Venezia, viveva a Feltre ed è stato proprio il presidente del rugby Feltre a comunicare la drammatica notizia. L'unica consolazione, ha anche scritto, è sapere che Alessandro ha fatto fino in fondo ciò che più gli piaceva. Ora a Mestre, dove dopo la morte del sacerdote Don Armando Trevisiol, la comunità vorrebbe intitolargli un luogo centrale della città. Un luogo dedicato alla memoria di Don Armando Trevisiol. A pochi giorni dal funerale del sacerdote, istituzione di Mestre, fondatore simbolo di tante opere e progetti a partire dai centri Don Vecchi fino all'ipermercato solidale, la comunità vorrebbe dedicargli un luogo di memoria. Il Comitato Progetto Comune ha pensato di promuovere un'iniziativa di carattere cittadino generale per formulare un documento da presentare all'amministrazione comunale per l'intitolazione di un luogo particolarmente significativo e centrale della nostra città in memoria del sacerdote defunto. Tantissime le adesioni raccolte in questi giorni dal Comitato e al momento il desiderio dei cittadini sembrerebbe chiaro: intitolare a Don Armando la piazza di Carpenedo, che lo ha visto per molti anni parroco della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio. Abbiamo pensato di farlo perché moltissimi mestrini hanno avuto rapporti con Don Armando nella loro vita, sia direttamente che indirettamente, perché questo sacerdote ha fatto tanto bene per gli anziani, per le persone povere, per gli ultimi.
e quindi ha lasciato veramente un segno nella nostra città. Proposta che verrà presentata all'amministrazione comunale entro il 9 settembre, ad un mese esatto dalla morte del sacerdote. Fino al 31 di agosto ci sarà la possibilità di aderire a questa iniziativa scrivendo alla mail del comitato, che è comitatoprogettocomune@gmail.com, oppure scrivendo semplicemente il proprio nome, cognome e la scritta aderisco naturalmente alla pagina Facebook del comitato. Voltiamo pagina. Dalla prossima settimana e per tutta la durata della mostra del cinema ci sarà un potenziamento di tutti i collegamenti tra Venezia e il Lido per accogliere i frequentatori del festival. ACTV metterà a disposizione l'intera flotta e anche i servizi di autobus interni all'isola saranno intensificati. Di giorno ma anche di notte il Lido di Venezia sarà molto meno isolato, anzi si ritroverà al centro della mobilità e dei collegamenti cittadini, come di consueto durante il Festival del Cinema. Già da martedì 29 i primi rinforzi, poi da mercoledì 30 si andrà a regime fino al 9 settembre per tutta la durata della mostra. Il Lido di Venezia sarà al centro del mondo. Il direttore operativo della navigazione lagunare del gruppo AVM ACTV Gianluca Cuzzolin fa il punto. Anche quest'anno, in occasione della mostra del cinema di Venezia, lo sforzo del servizio di navigazione sarà notevole, in quanto garantiremo un incremento dei servizi con l'intervento di linea 20 che verrà prolungata a Lido Casinò già a partire da martedì prossimo 21 con l'arrivo degli accreditati, poi da mercoledì fino al termine della mostra. L'isola avrà linee dedicate e anche un potenziamento degli autobus in circolazione. Mercoledì avremo attivata la linea diretta Mostra del Cinema che da Ferrovia a Piazzale Roma collegherà ogni 40 minuti dalle 16:40 fino al termine delle proiezioni. Ulteriore sforzo sarà poi quello di garantire i servizi di sfollamento in tarda notte al termine delle proiezioni, che vedrà impegnate le nostre unità fino verosimilmente alle 2-3 di notte. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre adesso le previsioni del tempo per domani, a seguire l'edizione di Treviso. Una buona serata a tutti, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano occupa stabilmente l'Italia. Arrivano conferme sull'arrivo di una perturbazione capace di rinfrescare. Ma secondo le attuali proiezioni il caldo estremo insisterà fino al weekend del 26 e 27 agosto. Il dettaglio intanto di giovedì 24 agosto. Sul Veneto, come ci mostra la grafica, avremo un ampio soleggiamento con cielo limpido e sgombro da nubi. Clima afoso, il caldo si farà sentire anche di notte con temperature minime che faranno fatica a scendere sotto i 26 gradi, massime che si spingeranno diffusamente sopra la soglia dei 35 gradi con punte di 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza sereno. Sui monti nel corso del pomeriggio si avrà qualche annuvolamento. Temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime sui 34-36 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso molto soleggiato con qualche nube alta innocua. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 35-38 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.